Bentrovati all'ascolto di questo nostro appuntamento dedicato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, FAI Le Dolomiti, in collaborazione con la delegazione di Belluno del FAI. Quest'oggi ho il piacere di avere in collegamento telefonico la dottoressa Anna Maria Spiazzi, che è membro del FAI, è stata soprintendente per Belluno, Treviso, Padova e Venezia, ma anche storica dell'arte. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie molto a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo subito con il comprendere qual è il ruolo del soprintendente inizialmente. Il ruolo del soprintendente e delle soprintendenze è dell'attività di tutela e di valorizzazione. Tutela che fa capo fondamentalmente ai restauri, la valorizzazione a tutte quelle attività che devono essere condotte in collegamento con le istituzioni, con le associazioni culturali, tra le quali ovviamente il FAI. È dunque una sinergia e una collaborazione, attenzione e comunicazione costante, proprio per far conoscere ai cittadini quanto sia importante la conoscenza storica e l'attualità della valorizzazione del patrimonio italiano. Ecco, lei ha una conoscenza, direi, molto dettagliata della nostra provincia. Sì, mi è nata ed è cresciuta con la mia esperienza a partire dal 1990 di funzionario di zona storica dell'arte e direttore dei restauri per la città di Belluno e le vallate alte dolomitiche. Un patrimonio densissimo di capolavori d'arte, ma con la peculiarità particolare di essere ancora ricchissimo di altari lignei, sculture lignee e di opere d'arte. E questa è stata per me un'esperienza molto forte, per cui oggi la mia collaborazione al FAI nasce proprio anche da questa professionalità sedimentatasi in questi ultimi decenni. Ecco, il nostro patrimonio storico-culturale ha necessitato anche di importanti iniziative di recupero in tal senso. Molti restauri sono stati fatti nel bellunese, finanziamenti ministeriali, regionali, territoriali, enti ecclesiastici, privati cittadini. E da questa esperienza forte e importante è nato anche il volume Sculture lignea barocca nel Veneto, finanziato da Cari Verona e pubblicato nell'anno 1997, che è stato un volume nel quale molto sono confluite delle informazioni e documentazione anche inedita del dopo restauro di molti altari che sono stati restaurati a partire dal 1500, 1600, 1700 e molte sculture lignee, in particolare le sculture di Andrea Brustolon della Bottega e del Besarel. Ecco, proprio in funzione del fatto che abbiamo detto che nel nostro territorio ci sono moltissime opere, adesso ci siamo soffermati un attimino magari sulle sculture, ma ci sono anche altre opere di artisti che hanno lasciato una firma tangibile nella provincia di Belluno. Lei è stata curatrice anche di diverse mostre. Le mostre per Belluno, l'area alpina, ha avuto un momento di condivisione con il comune di Belluno e con gli enti territoriali, con il vescovo, l'ufficio diocesano, il direttore museo diocesano, nella mostra Nord di Venezia, scultura e pittura nelle vallate dolomitiche tra gotico e rinascimento. Un capitolo interessantissimo e che non ha uguali nel Veneto, proprio perché la peculiarità dell'area alpina ha condotto a una ricerca, individuazione, restauri, studi, approfondimenti, proprio anche su Fliegelaltar, che è una tipologia di altari battenti che è propria dell'arco alpino, dal Friuli all'Alto Veneto a Trento Bolzano. E quindi è un capitolo noto solo a pochi specialisti ed è stata la mostra che ha evidenziato, ha fatto conoscere, ha permesso poi anche tanti itinerari turistico-culturali.
Unitamente a questo, approfondimento poi specifico anche sulle arti applicate, le cosiddette arti minori ma che tali non sono, quale ad esempio l'oreficeria o i tessili. Ricordiamo il piviale straordinariamente importante, è un unicum in tutto il Veneto dell'arcipretale di Pieve di Cadore, fine 400 inizio 500, e poi delle tante oreficerie che ora sono magnificamente presentate nel Museo Diocesano e che in occasione della mostra è stato possibile riunire insieme. Ecco perché Belluno, il suo territorio, Belluno, Feltre, Pieve di Cadore, le vallate dolomitiche, nonostante le soppressioni napoleoniche e le requisizioni di oreficeria sacra, sono ancora ricche di opere d'arte dell'età rinascimentale e medievale. Ecco, come si può tutelare tutto questo patrimonio che noi abbiamo a disposizione e preservarlo? Tutela significa certo restauro, ma significa anche prevenzione. E prevenzione vuol dire avere attenzione per tutte quelle azioni più semplici che precedono il degrado di un'opera d'arte. E il modo migliore per conservare è quello di far conoscere anzitutto alle comunità locali, perché sono loro le vere grandi custodi del patrimonio, della sua conservazione, e quindi si dovrebbe pervenire al restauro solo come estrema ratio, come ultimo intervento. Ecco quindi che tutta una serie di attenzioni è proprio dal territorio per il territorio che possono essere condotte. Molti passi sono stati fatti in questi ultimi decenni ed ecco perché anche le associazioni di volontariato, le associazioni tutte, ma in particolare il FAI, hanno l'impegno di collaborare civilmente all'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, ma anche all'applicazione del Codice Beni Culturali. C'è davvero spazio per tutti oggi, tutti i cittadini devono collaborare e partecipare. Ecco, noi ci fermiamo qui per questa prima puntata perché la prossima settimana saremo nuovamente in collegamento telefonico e avremo modo di parlare di altri progetti e diciamo mostre che hanno animato la città di Belluno e hanno permesso ai più di conoscere altre opere quali quelle di Andrea Brustolone in modo particolare. Ringrazio la dottoressa Anna Maria Spiazzi per la disponibilità e appuntamento con questa rubrica del FAI a lunedì prossimo. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.